Ultime notizie per i tifosi del Napoli. Siamo tornati con un aggiornamento che promette di scuotere il mercato dei trasferimenti e di portare nuove prospettive per il futuro del club. Prima di tuffarci nei dettagli, non dimenticate di lasciare il vostro like e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le vicende e in retroscena della nostra amata squadra. Nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss, l'operatore di mercato Vincenzo Morabito ha condiviso importanti informazioni sui movimenti del Napoli e sui possibili rinforzi per gennaio. Tra i punti salienti c'è il nome di Federico Chiesa, che potrebbe essere in procinto di tornare in Italia. Secondo Morabito, sia la Roma che il Napoli sono in corsa per il giocatore, che attualmente fatica ad affermarsi al Liverpool. Con l'appoggio di Antonio Conte, il Napoli sta intensificando gli sforzi per portarlo in Italia. Ma anche la Roma sembra essere una forte pretendente. Un altro punto affrontato da Morabito è stato il destino di Giacomo Raspadori, che secondo indiscrezioni sarebbe vicino a lasciare il capoluogo campano. Si aprirebbe così lo spazio per un rinforzo importante a centrocampo e il nome ideale sembra essere quello di Lorenzo Pellegrini della Roma. Morabito ha sottolineato che Pellegrini sarebbe un salto di qualità rispetto a giocatori come Folorunsho, evidenziando l'impatto che potrebbe portare alla squadra partenopea. Per quanto riguarda la difesa, l'esperto ha ricordato che la Juventus è ancora interessata a difensori come Fikayo Tomori del Milan. Ma il nuovo allenatore dei rossoneri, Sergio Conceição, preferisce valutare la sua rosa prima di prendere qualsiasi decisione. Nel frattempo, il Napoli è ancora alla ricerca di alternative per rinforzare la difesa, con nomi come Danilo ancora sul tavolo. Infine, Morabito ha fatto chiarezza sul futuro di Victor Osimhen, attualmente al Galatasaray. Secondo Morabito, l'attaccante nigeriano resterà in Turchia fino al termine della stagione, mettendo fine alle speculazioni su un possibile trasferimento a gennaio. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Chiesa e Pellegrini sarebbero i rinforzi ideali per la squadra? Lascia la tua opinione nei commenti e continua a seguire il canale per ulteriori aggiornamenti sul mercato dei trasferimenti.